Buonasera, benvenuti con Novis. A violentin dos giovani dopo drogadis e 10 anni dopo vengono arrestati. Protagonisti della storia sono 3 persone di muie che in che volte dai fatti avevano 20 anni, avevano invitato a chiesa le dos vittimis e avevano fatto bevi vino che prima avevano disfatto dentro un tranquillante. Quando che le dos fantatis avevano perduto i sentimenti, avevano abusato di loro. Dalla denuncia, dalle dos, erano partite le investigazioni dalla polizia che aveva importato in tal 2019 la prima sentenza. In appello e in Cassazione le pene sono state sbassate a 6 anni e mezzo per uno dei delinquenti e a 4 anni e mezzo perché hai 3 doi. I 3 alla fine sono stati dunque arrestati e menati in prigione a Trieste. Una giovane cubia ieri è intossicata la notte passata tra la chiesa per colpa di una bugada di monossido di carboni. I due sono arrivati a clamare soccorso alla fuori dall'abitazione a Tresesi, in Dogne, dalle strade statali 3 di Spontebane. Gli infermieri sono menati i due in ospedale a Udin, di là che dopo sono stati trasferiti a Trieste per il trattamento in chiamere iperbariche. Sono arrivati anche i pompieri e gli sforzi dall'ordine per cercare di capire che l'ha provocato la jesciuta dal gas e di conseguenza l'intossicazione. Grave incidente stradale sull'autostrada A4 di Buinore, dal Tocchia in Fritisane Puarte, sulla corsia via Svignese, si sono tamponati 2 camions che l'incidente ha causato forza rallentamento dal traffico. A passare le pièce, all'estate il conducente del camion che è da ore, che è stato menato in ospedale con l'elicottero di soccorso. Sul posto, preso dai sanitari, sono arrivati anche i pompieri, il personale di Autovie Venete che è dal centro operativo autostradale di Udin. Alle morti via Pegnotte per Luciano Padovese, personaggio di rilievo dalla diocesi di Concordia Pordenone. Pre Padovese, che aveva finito 90 anni, giusto Wieners, per tanti anni è stato direttore della chiesa del studente di Pordenone. Il predio l'ha scritto anche troppi libri di etica sociale e morale, diventando via Paiani un punto di riferimento per tutta la diocesi del Friuli occidentale. Il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, ha fatto un bilancio di quest'anno di legislatura per l'aula consigliare, l'ultimo prima delle elezioni dalla prossima primavera. Sentinlo. È stato un anno di transizione, cioè bisogna dire dopo la pandemia dei primi mesi, si viene fuori, bisogna dire che la Int, le imprese hanno prodotto un'ora di lavoro, anche di aumento delle ricchezze delle nostre regioni, anche dal mese di luglio e di agosto distribuisce quasi 1 miliardo di euro agli sfasmeis e alle imprese del territorio. Quindi un anno di speranza, un anno di ripartenza e ho creduto che il 2023 può essere l'anno di definitive risoluzioni di una serie di problemi, anche che di energetics, della guerra, che sono superati, perché abbiamo bisogno di pace, abbiamo bisogno di lavorare, abbiamo bisogno di pensare ai nostri sfide, ai nostri futuri. Quindi un augurio anche dal 2023, non solo di un San Nadal, ma anche di un anno che al porti c'è che la Inta vuole di più, che sta bene, sta con le proprie famiglie e pensa a lavorare e a costruire per il futuro. Udin alvarà una tavola permanente di tutte le realtà pubbliche e private che lavorano in tal settore socioassistenziale. Alle risultati del patto educativo di comunità approvata all'unanimità dal Consiglio comunale. L'obiettivo, l'ha sclarito il consigliere di opposizione Pirone, è di dare quinti la dispersione scolastica e mettere su una comunità inclusive, tornando anche a pensare ai spazi che la città e le scuole si può procurare. Avvegneranno attivati una serie di servizi educativi, culturali e pedagogici per aiutare studenti svantaggiati in coordinamento con comuni, scuole, aziende sanitarie e terzo settore. E sono state approvate dalla Giunta Comunale di Udin in news disciplinari per le zone a traffico limitato pedonale, no cambini i confini della zona, come che non sconferma il vice sindaco Loris Michelini. Abbiamo delimitato e approvate le regole per poter accedere alle aree pedonali, che è distinte. Le aree pedonali si intende che di via Mercato Vecchio, Piazza San Iacum, via Cavour in pratica, no? Via Canciani eccetera. Lì non si potrà passare con le macchine,
a piedi, in biciclette, saltuariamente, ovviamente, chi hanno di partire carichi pesanti o altri lavori che hanno di fare, eccetera, verranno autorizzazioni. Invece tutto il resto, al contorno, che lei a tor, ma non tantissimo, ma lei chi ha come hanno permesso, ad esempio, per rientrare ZTL e anche chi ha regole a parte, quindi dovremmo ritirare i permessi e rimettere chi hanno effettivamente bisogno. Le robe più importanti è che varini i pueschi per carico e scarico, ecco che sì che si garantisce non solo ai residenti che potranno portare sulle spese, ma anche a chi hanno di servire di portare il materiale, non sai, i bar, i ristoranti. Come no, però una volta provato che lo beccavo non a fare praticamente i rinnovi di tutti i permessi, che vengono prorogati per il momento di qualche mese, però dopo verranno di tornare in daur, poi metti chi che effettivamente ha bisogno. Io partirò dopo con una fase di esperimento, perché non voglio escludere nessuno, e dopo si operativi. 3 news autobus elettrici entreranno in servizio per le strade di Udine, cui 9 di gennaio dal prossimo anno. I news veicoli faranno la circolare centri storiche che sarà creata proprio con questi autobus. È un'etapa importante dal nostro percorso, verso emissioni zero, l'ha commentata Agnello Semplice, amministratore delegato di Arriva Udine. Onorevole soddisfatto per i news autobus il sindaco di Udine Fontanini. Allora sentirlo. Sono bus che funzionano in elettricità, electrics, quindi nessuna emissione in atmosfera e questo significa migliorare la qualità dell'aria. Ho credo che tutti vogliono vivere in ambienti sani e allora sappiamo che le macchine purtroppo inquinano e dopo autobus elettrici in città, soprattutto al centro storico, è un passo indennante per qualità della vita, mettendo proprio in senso generale. Ma è anche importante che chi si mies correranno queste zone che come gli autobus non passano, e cioè via Manin, via Vittorio Veneto, via Aquilè, che sono proprio vie dentro la città. In questa maniera ho una possibilità alle persone magari di una certa età di prendere l'autobus di poter girare bene anche il centro della città. E i veicoli sono stati comprati grazie a un contributo regionale con le poi dall'assessore Barbara Zilli. Che queste prime linee regionali attraversa il Curda Citate, quindi il senso via Mercato Vecchio si tratta di 3 mesi che la regione ha finanziato interiormente e che faranno gli scorsi continuamente durante il dì. I vin voluti in legge finanziarie proprio che vengono approvate la settimana estate dà anche un segnale importante per gli estrein che può utilizzare il trasporto pubblico locale pagando il biglietto a metà e ha poi di 65 anni. Questo oltre alla misura che avevano già fatto per i giovani, è un ulteriore segnale che vogliono dare di attenzione per le nostre comunità regionali. A questi giunti anche che vi mettono 3 milioni di euro per l'incontro e esigenze dal trasporto pubblico locale da regione per l'aumento dei costi energetici. Insomma, sono elementi che vogliono offrire anche per dare una mano alla nostra che per muoversi soprattutto in città e di doprà i miei pubblici se sono ecologici come quel che anche migliore. E voi produttori sono cinesi, insomma, hai fatto una battuta io intanto che vi ho presentato i miei e dite che ha bisogno anche che l'Europa, ma prima di tutto il sistema Italia, si interroghi sul fatto che vi bisogno di un'autosufficienza anche in termini di produzione e quindi in prospettiva bisogna tornare a fare industria in questo paese qui. E per lo signor Teledut, nuovi saltoni domani sera, sempre snuv, mancul 20, mandi e buone serate dei Viodisi.